Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 15 gennaio, oggi puntata dedicata nella parte finale al prossimo avversario che appunto la Juventus. Ci sarà sabato alle 20:45 all'Unipol Domus la sfida tra Cagliari e Juventus. Saluto Pier Giorgio, ben trovato, qualcosa si muove? Eh sì, ci sono un po' di news, niente di ufficiale, però diciamo che ci siamo, qualcosa si sta muovendo. Ciao Tore, ben trovato. Buongiorno Faccio, ben trovato. Ciao Marco. Io anche in Sardegna dico una cosa. Qual era la cosa di Coma? Che si muove qualcosa? No, qualcosa si sta assolutamente muovendo. In attesa che si colleghi Fra, faccio una nota di servizio. Esatto, Marco, proprio su Sulemana, che pare sia vicino il ritorno del giocatore che comunque era al Cagliari. L'anno di Ranieri in Serie A, 22 presenze, 2 gol, però poi un po' scomparso di radar, anche se l'anno scorso comunque 2 gol all'Atalanta li ha fatti nel finale di stagione, però bisogna capire un po' anche quale sarà la rendita, la condizione, perché comunque al Bologna ha avuto diverse problematiche, però è sicuramente un giocatore che conosce l'ambiente. Salutiamo Rock Black, ben trovato. Allora, attendo poi l'ok ovviamente. Ciao Ross, ben trovata.
E buongiorno a Ora lei. entro direttamente io, così manco l'ok ti devo dare. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, tutto a posto. No, perché cioè, la webcam stamattina stava... Così, ha deciso di non Boh, vabbè. funzionare. Ma lo sai com'è. Vabbè. Vabbè, Buongiorno Marco, lasciamo ottimo perdere. Sulemana, buongiorno Daniela, ben trovato, buongiorno Violetta, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Mi chiedevano già fra sul discorso Stavi già relativo. dicendo fesserie, scommetto. Perché? Boh, No, non lo so. ma figo, così a Che, random, che così. sono le 10:07, quindi mi attendo di tutto. Quindi. No, no, no. Si parlava un po' del profilo di Sulemana. Il discorso relativo a quello che aveva fatto al Cagliari è che nelle Profilo ultime due sinistro o stagioni. destro? Quale dei due? Cioè, profilo sinistro o destro? Così o così? Io ti vado anche a Bravo, cioè cercare. Ciao tu mi Tracada, ascolti, ben tu trovato. mi ascolti pure, però questo è bello, dai. Ma Ciao no, ma no. giovane Luca. Sembra, Ciao giovane sembra, Luca. Ciao giovane Luca. sembra incavolato, ma non è così. È tutto ordinaria No, amministrazione, sono ragazzi. sempre incavolato invece, la Ma, vedi ma non è diverso. vero. Sembra, Sì, sembra. sì. No. Altri sogni È come la mia ieri, Luca. perenne Ah, vita. se te lo ricordi il sogno di Raspadori. Però qualcosa si... No, ieri sognavo il gol del Napoli, ma non è arrivato, Fra. Uno 0-0 Napoli-Parma. Vabbè. Meno male che almeno P. Esposito, anche se in una lega ce l'avevo contro, insomma. Ha fatto sì che l'Inter nuovi angeli. Ce l'è ancora, non l'hai ancora cancellato. Secondo te, questo farà parte dei miei Questo archivi perenni. nei momenti di bisogno, nei momenti in cui sei nero, ti prendi quello e ti viene il sorriso, Esatto, ovviamente. esatto, ci Chiaramente puoi contare. ringrazio ovviamente per la non diffusione, vi ringrazio. Per la non Dicevamo, diffusione. Cioè, ti vabbè, vedono ogni volta centinaia di persone, quindi insomma, ecco, guarda, diffusione comunque. domani, oggi finiscono le ultime due partite, alle 18:30 c'è Verona-Bologna, alle 20:45 c'è Como-Milan, domani Fantacalcio darà la conferma e le ufficialità dei voti, quindi io domani mattina andrò a calcolare i residui della Coppa Tramazza, mi pare alla fine sono 4 giornate, e poi domani mattina farò l'articolo così siete tutti avvisati, anche perché domani sera si fa la formazione di nuovo, perché c'è un bel Pisa-Atalanta alle 20:45. Sì, sì, Quindi, sì. ecco, mancano 24 ore e poi siamo a posto. Ah, tra l'altro, ecco, non ne ho parlato con te, ne parlo in diretta? Sì, dai. C'è un piccolo problemino, visto quello che è successo, e poi iniziamo a parlare di Cagliari, ovviamente. Fra 3 giornate c'è Milan-Como, che non si sa quando si giocherà, perché San Siro è occupato. Quindi, onde evitare quello che è successo, perché... Ma non per colpa nostra, perché non si è capito, evidentemente. Io direi quel Milan-Como di mettere i sei politici nella Coppa. Campionato no, però in Coppa sì. Anche perché mi pare che siamo vicini alla fine. E non si sanno le date. Che dici? Io non gioco in coppa, quindi figurati. Ah, nemmeno io gioco in Coppa, quindi è per loro. A Vabbè, me, fateci a sapere. me Cosa ne cambia a pensate? zero. Facciamo democrazia, A me fateci cambia a sapere. zero, guarda. Quindi. Chiusura Fantacalcio, ricordiamo stasera alle 18 Fanta 131 e andremo a parlarne nel dettaglio. E quindi andiamo un po' al discorso relativo a quello che stavamo parlando inizialmente, fra novità sul discorso mercato, c'è questa notizia di Sulemana del possibile rientro dopo una stagione all'Atalanta tra alti e bassi, anche se alla fine 2 gol li ha fatti, però al Bologna, insomma, in questo inizio stagione ha avuto tante problematiche fisiche, non ha trovato spazio, anche perché comunque c'è tanta concorrenza e con eventuale arrivo a Cagliari come lo vedresti? Un ritorno a Cagliari, più che altro. Ma io ieri ho scritto un articolo ieri sera verso l'ora di cena, di riassunto poi di fatto di tutte quelle che sono i movimenti del Cagliari, ma più che i movimenti anche cioè, proprio lo stato dell'arte. In questo momento il Cagliari è fermo perché sono fermi tutti, fondamentalmente, o quasi, tolto il Pisa che in questo momento sta provando a recuperare terreno perso, grande Gianluca, che sta provando a recuperare il terreno perso da inizio campionato e soprattutto poi ha la necessità, oltre che quello, anche di sistemare la rosa, visto che per esempio Zola Ciao.
lo salutiamo, cioè nel senso che le parole di Gilardino sono state abbastanza nette e chiare, e quindi questa roba insomma, anche di Sulemana e quant'altro, cioè il discorso è che il Cagliari sta vagliando tante opportunità, sta sondando diversi nomi, ha sul tavolo diversi nomi e aspetta l'occasione migliore per poter affondare il colpo. Ieri abbiamo spiegato un po' il discorso legato ad Angiorin, che è il nome che è uscito ieri mattina, ieri in tarda mattinata, insomma, anche se poi in realtà c'era già da qualche giorno in giro. Perché? Perché Angiorin al Torino non sta trovando spazio, è stato acquistato in estate per fare un determinato gioco, invece in questo momento nel 3-5-2 di Baroni non c'è spazio, anche perché in quel ruolo c'è Vlasic e vi invito a toglierlo in questo momento. L'inghippo tecnico, diciamo così, a livello di formula è che il Torino non lo ha ancora formalmente riscattato, ma sarà un qualcosa di molto, molto vicino come fatto, nel senso che ci sono due condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto da 4 milioni, ricordiamo più mezzo milione di prestito, che ha già pagato comunque il Torino, ovvero la prima presenza nel girone di ritorno o la convocazione dal 1 febbraio in poi. Questo cosa significa? Che nel caso in cui il Torino decida di riscattare il giocatore per poi darlo a giocare, mandarlo a giocare magari a Cagliari, appunto, magari anche con un diritto di riscatto eventuale nella prossima stagione, serve che però appunto il Torino lo riscatti, perché se il Torino non lo riscatta subito, io dubito che il Cagliari resti appeso fino al 1 febbraio con la convocazione, insomma. Pertanto sicuramente questo discorso cioè questo inghippo, chiamiamolo così, l'abbiamo già chiamato così, tecnico, regolamentare, non agevola in questo momento sicuramente la pista Angiorin, a meno che, ripeto, il Torino non faccia uno scatto. L'Empoli, come abbiamo già scritto, ha già inserito nel bilancio provvisorio preventivo depositato in Lega i 4 milioni di riscatto, quindi considera praticamente già il giocatore di proprietà del Torino. È veramente un dettaglio fondamentalmente il riscatto, anche perché difficilmente il Torino poi non convocherà più Angiorin da qui a fine campionato, sia che lo ottenga sia che ovviamente decida di cederlo. C'è anche la pista Sulemana, ovviamente, che a Bologna ha giocato 42 minuti in campionato, pensate un po', la bellezza di 42 minuti, è un giocatore di proprietà dell'Atalanta, tornerà all'Atalanta e l'Atalanta è pronta a rimandarlo in giro a giocare perché di fatto non rientra nei piani di Palladino. Il Cagliari si è messo in pole position di fatto, sfruttando anche il fatto appunto, che abbia già giocato a Cagliari, della conoscenza della piazza e tutto. Bisogna capire effettivamente se poi ci sarà la volontà di affondare il colpo anche in questo caso, con una formula che potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, di fatto quello che ha fatto il Bologna, un riscatto molto alto, perché al momento è a 11 milioni, come segnalava Matteo Zizzola. Difficile che il Cagliari poi a fine stagione riscatti sulle mani a 11 milioni, quindi è come se fosse un prestito secco mascherato. Mascherato, esatto. Te la giro così. In più restano gli altri nomi sul tavolo, quindi Lovric, Nicolussi Caviglia, lo stesso Vergara, Pisilli, anche se poi Pisilli sappiamo che la Roma lo manda a giocare soltanto in prestito secco, e nel caso quella sarebbe l'operazione dell'ultimo giorno, insomma del penultimo giorno, quindi vedremo un po' effettivamente anche sul discorso mercato cosa succederà. Ma vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di oggi, un grande amico di 131, Werther Carboni. Ben trovato, Werther. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come stai? Siate? Tutto bene? Bene. Tutto bene. Portiere dell'Ossese, ex Cagliari, ex Torres, ex Carboni, alla TED, 1000 storie, cioè Olbia, anche se sei giovane, però hai vissuto 1000 vite. Intanto ti chiedo subito davvero come stai.
No, bene, 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 sono contento, sono contento. Diciamo che quest'anno è un anno dove sono molto felice perché stiamo trovando una buonissima quadra dal punto di vista calcistico con la mia società e quindi ce la viviamo sino in fondo perché quest'anno secondo me è un bel campionato. Bel campionato, ricordiamo, Berti, a partire dell'Ostese, campionato d'eccellenza, un'eccellenza che tra l'anno scorso e quest'anno, insomma, continua a essere molto, molto combattuta, Sì, molto interessante, tante squadre blasonate, tra cui le due scese dalla Serie D, ovvero Ilva Maddalena e sì. Atletico Uri, che come vediamo restano là in testa, 7 squadre in 4 punti, Verta, io non mi ricordo a memoria negli ultimi anni, insomma, un campionato così combattuto, a testimonianza dell'ottimo livello del calcio sardo, mi viene da dire. No, ti dico, quest'anno secondo me è veramente un campionato livellato perché ci sono, come hai detto tu, 7 squadre nel giro di 4 punti. Ogni domenica dove vai a giocare, secondo me anche quando vai a giocare con le squadre che tra virgolette sono più facili, non è mai facile. Noi ce ne siamo resi conto in alcune partite dove comunque siamo andati a sfidare questo tipo di squadre qua e non è stato facile. E poi le prime 7 sono tutte squadre che hanno un organico importante, a partire dall'Ilva a finire secondo me anche sino all'Iglesias, che è la squadra che abbiamo sfidato domenica, che è un'ottima squadra. Abbiamo fatto un'ottima partita, domenica siamo riusciti a vincere, ma non era per niente facile. E questa situazione qua si ripete, secondo me, ogni domenica, perché poi vai a vedere anche i risultati della settimana scorsa o delle settimane precedenti e squadre che si trovano nei primi posti fanno fatica con squadre che si trovano sotto. Quindi è un campionato molto difficile e molto equilibrato. Assolutamente sì, tra l'altro poi ogni volta che abbiamo come ospite uno dei giocatori o un allenatore insomma, che giocano in eccellenza, questo emerge un po' da tutti i discorsi, no? Anche perché poi il fatto che quasi ogni settimana cambi la capolista, che basti veramente un mezzo passo falso, perché neanche una Sì, sconfitta, basta un pareggio, no? Per sì, provare a cambiare le carte in tavola, ripeto, basta poi vedere anche le prime 7, cioè l'Ilva Maddalena retrocessa dalla serie D, la Nuorese che quest'anno ha ritrovato vigore mm, nonostante i grossi problemi a livello strutturale e infrastrutturale, no? Le polemiche anche di questi giorni sì, legate allo stadio Frogheri, alla sua gestione, insomma, che fanno parlare sicuramente tanto. Il Tempio, che è un paio d'anni che sta provando il grande salto, il grande ritorno in Serie D ed è sempre lì. Poi c'è l'Ossese che, come sappiamo, no, Werther, squadra che negli ultimi anni ha vinto tante Coppe Italia, che ha provato tante volte la strada anche dei playoff sì, nazionali e che insomma continua a essere molto molto ambiziosa. Poi l'Atletico Uri, anche in questo caso retrocessa dalla sì. dalla Serie D, la Nusei promossa dalla promozione, ma ricordiamocela fino a qualche anno fa, anche in questo caso in Serie D, e poi l'Iglesias che vuole provare a rinverdire i fasti un po' del passato. Insomma, tutti gli elementi per un campionato che secondo me poi alla fine sarà veramente combattuto fino all'ultimo momento e ti chiedo, anche in base alla tua esperienza, come si gestisce una stagione così, in cui veramente, perché di base è chiaro che ogni squadra, ogni giocatore, ogni allenatore sa che non Certo. deve mollare mai neanche un centimetro. Però con così tante squadre in pochi punti, con così tante Mm. squadre che possono veramente fare il salto, chiedo a te, da giocatore, come si gestisce anche questa pressione in qualche modo? Diciamo che ti dico, non è semplice perché a differenza, come hai detto tu, di altri anni dove c'erano magari 2 squadre, 3 squadre che lottavano per salire, quindi magari ti focalizzavi di più su quegli scontri diretti che erano quei 2, 3 durante un'annata, quindi diventano 6 tra andata e ritorno. In questo caso gli scontri diretti diventano 7, 7 e sono 14, quindi diciamo che ogni domenica, quasi ogni domenica, ti trovi a sfidare una squadra che è una potenziale vincitrice del campionato. Ti dico, non è semplice stare sempre al 100% con una pressione del genere ogni giorno sugli allenamenti, sul campo, dal punto di vista mentale non è semplice, però ti dico che secondo me la squadra che avrà più forza
e avrà più mentalità, sarà quella che secondo me andrà poi a vincere il campionato o comunque a stare nelle prime due posizioni. Però ti ripeto, non è semplice perché vai a preparare sempre partite difficili e mi ricollego al discorso che ho fatto prima, perché poi quando poi vai a sfidare squadre che si trovano comunque diciamo in bassa classifica o metà classifica, risultano sempre partite molto difficili. Io ricordo 3 settimane fa o 2 settimane fa abbiamo sfidato il Calangianus e noi abbiamo preso gol al 95esimo e abbiamo pareggiato una partita che sembrava vinta. Quindi diciamo che nessuna squadra muore mai in questo campionato. Assolutamente. Però è difficile, ti dico, è difficile, però la squadra che secondo me avrà più mentalità alla fine la porterà a casa, ti dico questo. Vedremo, vedremo effettivamente. Nel frattempo diamo spazio alla cronaca, nel senso che è Sì. arrivato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto tra Marco Rog e il Cagliari. Stiamo vedendo l'annuncio appunto della società rossoblù. Il Cagliari comunica di aver raggiunto un accordo col calciatore Marco Rog per la risoluzione contrattuale consensuale, scusatemi, del suo contratto. Il club lo ringrazia per il contributo offerto in questi anni, gli augura tutto il meglio per le nuove sfide professionali. Cagliari sarà per sempre casa tua, grazie Marco. Avevamo già detto, no, qualche giorno fa, Luca, Sì. del fatto che Roga avesse lasciato Cagliari un po' anche in sordina. Vedete, dispiace perché comunque è un giocatore che è stato veramente, veramente sfortunato nella sua carriera. Werther, facciamo, di solito Sì, noi partiamo dall'alto, no, a ok. parlare di Serie A, Serie C, invece con te facciamo il contrario, perché abbiamo parlato di eccellenza, quindi facciamo Sì, a Salto. salire. Ok, quindi inizierei, anzi non inizierei, cioè andrei a parlare un po' di Serie D, che è una sì, categoria insomma, che tu hai conosciuto, anche se io lo devo sempre, Werther Carbone è un portiere da professionismo, ma al di là dell'amicizia, insomma, perché veramente certe mi parate che ho tratti visto sempre fare a troppo questo... bene. certe parate che ho visto fare a questo ragazzo, io onestamente non le ho viste fare neanche in Serie B e in Serie A, ma non scherzo, non esagero, non esagero. Comunque, iniziando dalla Serie D per poi arrivare fino a Torres e Cagliari, è annata molto molto interessante, no? Perché Sì, comunque dalla Budoni che è costantemente in zona playoff, Monastir, Latte Dolce e Kos che sono poco sotto sì, la zona playoff, e anche un Olbia che tra l'altro poi dovremo parlare chiaramente anche di questo, visto che ieri è sì, arrivata questa benedetta fumata bianca, mi viene da dire, per il cambio di società, col ritorno tra l'altro alla direzione dell'area tecnica di Nini Corda, che nonostante i grandi problemi, parlando della squadra ovviamente, a sì. livello societario, però in campo intanto ha sempre dato l'anima, ma su questo c'erano pochi dubbi, però comunque ha avuto anche dei risultati non trascurabili. Quindi ti chiedo, come stai vedendo un po' il Sardo in Serie D? Allora, ti dico, le squadre sarde quest'anno, secondo me, stanno facendo un grande campionato, perché io ho fatto la Serie D, come hai detto tu, e non è mai facile andare incontro a un campionato come la Serie D, perché è un campionato molto difficile, per come la vedo io. Mi dispiace per l'Olbia, per la situazione in cui si è creata, perché diciamo che una piazza come Olbia non può avere questo tipo di problemi. Io ho giocato tanti anni fa ed è una piazza molto importante. Mi dispiace anche perché ci sono compagni con cui ho giocato, che il ragazzo è bianco, e mi dispiace si trovino in questa situazione, però poi ieri ho guardato anche l'intervista di Daniele, dove parlava sia di situazioni di acqua calda, situazioni di stipendi, eccetera, eccetera, e situazioni del genere poi ti portano tante, tante difficoltà e ti tolgono tante energie che invece dovresti dare in campo. Però, come hai detto tu, è sempre una squadra che ha dato il 100% durante gli scontri che ha avuto durante la stagione, e questo è tanto di cappello perché non è per niente semplice. Le altre Certo. squadre che sono Budoni, Monastir, Latte Dolce e Kos, secondo me hanno un organico importante tutte e quattro e infatti si stanno trovando in situazioni molto importanti perché il Budoni, come hai detto tu, era dentro i playoff o sta sempre quasi dentro i playoff e Monastir e Latte Dolce in questo caso sono subito sotto, ma sono organici secondo me importanti, come il Kos che è un pochettino dietro ma ha giocatori veramente bravi dove anche con loro ho giocato in altre squadre, tra i Piredda, Antonio Lui, De Montis e tutti questi sono veramente giocatori che ti fanno fare quello che devi fare, gli obiettivi che poi ti poni durante l'anno, questi giocatori te li fanno raggiungere.
Sì, tra l'altro poi stiamo vedendo la classifica, anche in questo caso, no, Sì, abbiamo parlato di classifica corta in eccellenza, anche qui è corta dalla seconda posizione in giù perché la Scafattese di sì, fatto ha preso il Non c'è d'altra volo con parte. 45 punti, ma insomma si sapeva dall'inizio dell'anno, perché vista la rosa della squadra campana, le ambizioni, insomma, ha un po' segnato il passo, mentre le altre, tolto insomma dal Valmontone all'Atletico Lodigiani, quindi dalla terza alla 12ª ci sono sì, 6 punti. 6 punti sono 2 partite fondamentalmente. E sì. sappiamo bene, perché anche questo lo ripetiamo spesso, quanto in Serie D sia. Cioè, se è fondamentale stare sempre concentrati in eccellenza, avvertere in Serie D forse Sì, ancora di più, assolutamente, no? Perché davvero assolutamente. basta una partita per rovinare il sogno. Sì. No, ma ti dico, la Serie D, come tu dici, io ho detto prima che devi avere una tenuta mentale, diciamo, importante. La Serie D secondo me ancora di più, perché prima di tutto ci sono, come sappiamo, 4 under, e giustamente è una difficoltà che si aggiunge a ogni squadra, perché comunque non è facile trovare dei giovani adesso che siano pronti per un campionato di questa caratura. Ehm, quindi è una difficoltà che si aggiunge, però poi io dico sempre che la Serie D è un campionato dove c'è un livello molto alto, perché comunque ci sono giocatori che hanno fatto tantissimi anni di professionismo, che magari scendono in Serie D perché magari sono un po' avanti con l'età o perché gli si presentano dei contratti importanti in Serie D e quindi vai a sfidare i giocatori che magari hanno 100-150 partite nei professionisti e i giocatori di quell'importanza poi quando vai a sfidarli ogni domenica non è semplice, non è semplice, anche perché magari tu sali dall'eccellenza, che magari sì, è un campionato difficile, ma non ha l'importanza della Serie D e non trovi assolutamente questi giocatori qua. Quindi è un campionato molto difficile. Io ho fatto diversi anni e ti dico che la tenuta mentale che devi avere in eccellenza in Serie D devi averla lo stesso, se non di più, perché se no vai in difficoltà e poi quando ti trovi in situazioni difficili in Serie D non è così semplice uscirne, perché ti ripeto, vai a trovare delle squadre che sono strutturate in modo importante. Sì, Non è senza semplice. dimenticare poi, Werther, anche il fatto dell'incidenza del mercato, cioè il fatto che ci siano così tante sessioni di mercato poi, o Sì, meglio, non tante sessioni, che il fatto che sia molto aperto sì, tra sì, sì, gli accordi tra i dilettanti, poi la possibilità di tesserare ex professionisti, insomma, chiaramente poi questo cambia sempre un po' le carte in tavola, guardando la classifica, cioè quando tu ti trovi una squadra come la Nocerina, che sì, ricordiamo, tanti anni in Serie B, Serie C, la stessa Ischia, ma anche squadre laziali di grande sì, ambizione come il Trastevere, che da anni cerca di fare questo benedetto salto in Serie C e non ci riesce, lo stesso Valmontone, ma basti pensare in Serie C al girone della Torres dove c'è il sì, Guidonia che per anni ha fatto, no? Tra Monterosi e poi Guidonia stesso, insomma, ha fatto il campionato il girone delle Sarde, quindi questo dimostra un po' anche effettivamente le difficoltà appunto della quarta serie. Werther, saliamo di un gradino e parliamo di sì, Torres, perché così assolutamente sì. insomma bisogna giustamente segnalare il cambio di passo comunque che c'è stato dal ritorno di Alfonso Greco, che tu ben conosci. Sì, Un inizio di stagione, abbiamo detto tante volte, non in linea con le aspettative, anche perché quando fai playoff poi ti ritrovi ultimo in classifica. Insomma, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Da quando è tornato Alfonso, però, insomma, la sì, situazione sembra essersi quantomeno normalizzata. sì, Mancano un po' di vittorie, probabilmente. Però già il fatto che questa squadra non perda, direi che è un grande passo in avanti. importante. Ma io ti dico, Fra, che secondo me la Torres quest'anno ha, tra virgolette, con l'anno scorso chiuso un ciclo e ne ha cercato di aprire uno nuovo. Ti dico, non è mai semplice al primo anno che si chiude un ciclo importante come quello dell'anno scorso e di 2 anni fa, dove hanno fatto risultati incredibili, perché arrivare sempre lì sopra non è mai facile. Quando si fa un cambio generazionale, un nuovo ciclo, trovare da subito una situazione che ti porti a fare un grande campionato non è semplice. Quindi secondo me questo è stato un po' quello che ha dirottato la Torres in una situazione difficile. Adesso come adesso è tornato il mister Greco
che secondo me conosce molto bene l'ambiente ed è riuscito ad amalgamare al meglio la situazione che aveva in mano, diciamo, perché ci sono anche tanti giovani, c'è una squadra molto giovane, quindi ci sta che si possano avere delle difficoltà. Però adesso come adesso, con questi ultimi due risultati che sono positivi, molto positivi, anche quello di domenica, riprendere una partita al 90° cos'era? Sì, Comunque, sì, no, il Oltre il 99esimo. novantesimo, sì. Vabbè, perché esatto, hanno quindi aspettato molto, perché la verità è che però comunque riprendere una partita nei minuti finali vuol dire che sei vivo, vuol dire che, che ne hai e vuol dire che puoi dire la tua. E ripeto, Mister Greco conosce bene l'ambiente e sicuramente riuscirà a dare una spinta ancora più di quello che sta facendo adesso. Perché non perdere porta entusiasmo, porta felicità, porta un sacco di roba che poi ti ritrovi la domenica. sì, tra l'altro poi ne abbiamo anche parlato di questo, sarebbe stata una beffa ingiusta e clamorosa per quella che è stata la partita Sì, della Torres, che rischiava di perdere per il gol della domenica, veramente trovato assolutamente sì, dal giocatore del Campobasso, che va sempre segnato, cioè anche questo bisogna sempre certo, dirlo, perché non è certo. che non è scontato, però è chiaro che insomma il rigore di Diakité all'ultimo secondo ha rimesso quantomeno in piedi ha sanato una possibile ingiustizia, ecco, Sì, diciamo così. sì, Tra l'altro, Diakité, tuo ex compagno, giocatore che sì. quando serve mostrare gli attributi, mi pare che insomma la Torre si affida spesso a Sì, Bonadama, no? sì, sì, ma è un giocatore che io mi ricordo quando ero alla Torres, è un giocatore molto professionale, molto, molto serio, dove io poche volte ho sentito lui dire qualcosa che non andava bene, è sempre stato sul pezzo ed è sempre stato uno che, come dici tu, nei momenti difficili ci ha sempre risposto presente. È un grandissimo ragazzo e anzi lo saluto, se sta guardando l'intervista non lo so, lo saluto, però è un giocatore che quando c'è da tirar fuori gli artigli li tira fuori. Questo sì, perché è successo, non è la prima volta che succede, diciamo. Ed è uno splendido ragazzo, questo fuori dubbio. Assolutamente sì, sono molto d'accordo con te. E per chiudere il discorso Torres, c'è il mercato aperto, Werther si Sì, cerca due difensori, uno dovrebbe essere Zanandrea, il mm, giocatore già inseguito sì, la scorsa estate che si sta allenando a Sassari da qualche giorno, più un altro ancora difensore, perché oltre all'uscita di Mario eh, Mercadante che ieri ha lasciato Sassari per Casarano, motivi di famiglia alla base insomma, del suo trasferimento, il suo sì, ritorno in Puglia, sta cercando un altro difensore e soprattutto sta cercando l'attaccante, perché mm, quello che è la difficoltà principale di questa squadra è sicuramente la mancanza di gol. Si vocifera della possibilità di un ritorno di Fischnaller, che è in uscita da Trapani, perché Trapani mm, sta per sparire fondamentalmente sì, anche un disastro. dal girone C, ma anche questo però, come dire, è un problema in più per la Torres, perché il Mm. giocatore ha tante offerte anche da squadre con ambizioni superiori in questo momento rispetto alla Torres, quindi non sarà una trattativa semplice. Come lo vedi il mercato di gennaio adesso? Ti dico, Fra, è un mercato che secondo me è il mercato più difficile perché non è facile fare mercato a gennaio perché ti ritrovi in situazioni dove magari devi mettere a posto delle cose all'interno della tua squadra e vai alla ricerca di qualcosa che poi sostanzialmente anche qualcuno sta lasciando andare. Quindi io dico sempre che i giocatori forti, i giocatori che ti fanno fare la differenza, le squadre non li mollano mai. Quindi vai, tra virgolette, a trovare giocatori che magari stanno trovando poco spazio, o che magari possono essere in scadenza di contratto, e quindi diciamo che non è mai semplice. Certo che un giocatore come Fischnaller, come dici tu, è un giocatore molto importante per questa categoria, ma si è visto in quello che ha fatto la Torres e in quello che ha fatto prima della Torres, perché io mi ricordo già che quando ero a Olbia nel lontano 2014, 15 o 16, adesso non ricordo bene, lui era ad Alessandria ed era sempre uno dei migliori. Quindi è un giocatore veramente importante per questa categoria. Certo che se riuscissero a fare questa operazione di mercato e a riportarlo a Sassari sarebbe una grande cosa, perché è un giocatore che ti fa gol e nel calcio fare gol è la cosa credo più difficile. Eh sì, Teresa dice speriamo, buongiorno, magari ritornasse, ma ne dubito, vedremo, perché comunque chiaramente, come abbiamo detto,
non è sicuramente una trattativa semplice. Mm. Werder, chiudiamo col Cagliari, che è Sì, stata insomma parte della tua storia, soprattutto in sì. gioventù, ne hai già detto, no? Hai parlato prima dei tuoi vari ex compagni, no? Da Piredda, De Montis, Sì. un certo Nicolo Barella, tanto per Sì, dirne sì. No, no, uno, vabbè, uno a caso. quello non lo diciamo neanche perché è troppo sopra. È un livello oramai, un livello Esatto. troppo alto per noi. No, allora, appena iniziato il girone di ritorno con la netta sconfitta di Genova, però il girone d'andata è andato un po' in linea con le aspettative della società più che della piazza. Come lo hai visto Sì. questo Cagliari fin qui? Ma ti dico, allora, sicuramente sono stati molto bravi a riconfermare Pisacane, perché ha fatto un lavoro straordinario con il settore giovanile, con la Primavera, che l'anno scorso, se non mi ricordo male, ha vinto il campionato o La Coppa cos'era Italia. la Coppa Italia, ok? E quindi sono stati molto coraggiosi, però hanno fatto bene, perché poi quest'anno in Serie A il Cagliari per me sta facendo bene. Poi io l'ho vissuto negli ultimi 3 anni che sono stato a Cagliari, sono stato sempre con la prima squadra e ho vissuto, diciamo, tutte le situazioni che si creano in un campionato difficile, giustamente di massima serie come la Serie A, e star lì e fare quei punti che sta facendo, tranne l'ultima di domenica che ha avuto uno scivolone a Genova contro il Genoa, però sostanzialmente è in una situazione ottima, perché comunque è una squadra che si deve salvare, che è sopra la zona retrocessione, a 4 punti o 5 punti dalla zona retrocessione, molto importante. E secondo me ha un Luca? organico importante, perché per esempio adesso mi stai facendo vedere la foto di Caprile. Caprile per me è un Eh, portiere Infatti. fortissimo. Cioè, è una squadra che si deve salvare con un portiere importante così che ti porta a quei punti per salvarti, è tanta roba. Cioè, per Proprio come... su questo, Werther, volevo Eh, chiederti proprio su Caprile, perché sì, diciamo che probabilmente quest'anno, possiamo dirlo senza nessuna polemica, ci mancherebbe, però quando vede Genoa, diciamo, ha avuto qualche difficoltà. L'andata, ricordiamo quell'errore, e sì. contro il Genoa nell'ultima sfida, diciamo, non è stato così preciso, che ci può Mm. stare, è fisiologico, perché Eh, ti dimostra che è umano, ecco, quindi in queste Esatto. cose assolutamente dimostra che è umano. Però ecco, da portiere a portiere, è ovvio che quando hai un giocatore come Caprile, che comunque realmente è portatore di punti reali perché fa sempre la differenza, ecco, il Cagliari negli ultimi anni ha avuto diversi portieri che comunque stanno facendo la differenza, Sì, la bravura, e poi deve essere anche bravo ovviamente a valutarlo, perché un certo. giocatore come Caprile, lo sappiamo, il Cagliari l'ha incontrato a Bari in quella famosa finale in Sì, quell'anno, poi comunque a Empoli è stato fautore della salvezza di quell'Empoli. Ecco, Nicola l'aveva avuto a suo tempo, ha avuto ragione. Cioè, un giocatore come sì. Caprile, tra i portieri in Italia, come lo valuti? Ecco, in una scala gerarchica eventuale nazionale, ecco, terzo, Eh, quarto, secondo, perché qui lo chiediamo sempre, ci sono varie idee, ecco. allora, ti dico, lasciamo perdere il posto numero uno che Donnarumma non lo tocca nessuno. Questo è Questo è fuori assodato. Esatto. E poi, secondo me, Caprile se la gioca assolutamente alla pari, secondo me, se non poco sotto con Carnesecchi, che per me Carnesecchi lo stesso è un portiere, un ottimo portiere. Infatti sta giocando all'Atalanta. E ti dico, non mi sorprenderei se fosse portato più avanti, sperando di andare ai mondiali, perché si spera quest'anno, l'anno prossimo, che lo portino ai mondiali. Perché io per quello che ho visto, non guardo tantissime partite di calcio, questo è vero, però per quello che ho visto è un portiere estremamente sicuro, che quella è una cosa fondamentale, perché oltre a dare sicurezza a te stesso, dai sicurezza alla squadra. E la squadra poi rende il 20-30% in più, secondo me, con un portiere che ti dà sicurezza. Ma oltre alla sicurezza, poi è un portiere che secondo me adesso è molto difficile vedere un portiere che esce. E lui è un portiere che va a prendersi anche delle palle dove Eh sì, nei non ci falli va quasi laterali, ad nessuno. esempio, esce fuori Esatto, dall'area, che esatto. comunque anche lì,
bisogna stare attenti perché una volta che capiscono il giochetto, insomma, Lo è sempre so, il solito lo so. discorso. Ma diciamo, io ti dico, guarda, il portiere sta diventando per me il ruolo, prima già era il più difficile prima, ma secondo me Mm, lo sta diventando ancora di più, perché adesso devi avere tutte, allora, tu devi saper parare, devi saper uscire, devi saper giocare coi piedi, devi saper certo, fare il vecchio libero, diciamo, se è vogliamo vero. chiamarlo così. Sì, sì. E quindi sta diventando un ruolo che devi avere talmente tante skill, diciamo, che sta andando sempre più ad essere difficoltoso. Questo te lo metto per iscritto. Ci sta assolutamente. Invece, in generale, ti chiedo, abbiamo parlato un po' del discorso del Cagliari. Certo che comunque è stata una bella scommessa, perché comunque non è così scontato mettere un allenatore che non aveva comunque Sì, esperienza. È vero, in primavera ha vinto comunque il sì, trofeo, però come è vero che dall'eccellenza alla Serie sì, D alla Serie C ci sono comunque delle differenze, passare certo, da un campionato giovanile, seppur anche sì. da protagonista, rispetto alla Serie A con annessi e connessi. In generale, come reputi un po' questi primi mesi da parte dell'allenatore, anche con i dovuti problemi, perché ci sta, ci Sì, mancherebbe. certo. Chi non Ah, prova non sbaglia, e chi non sbaglia non assolutamente sì. impara. Ecco, quindi No, c'è ma ti poco da dico che fare. secondo me in Italia bisognerebbe avere un po' più di coraggio, cioè, sia dal punto di vista degli allenatori, ma soprattutto dei giocatori. Cioè, se tu vai a vedere i campionati in Premier League, in Spagna, eccetera, eccetera, buttano dentro giocatori perché lo butti dentro perché è bravo. E secondo me il calcio è quello. In questo caso il Cagliari ha fatto quello che in Premier League si fa per un ragazzo del 2007, per dirti, che butti dentro e dici, ah, per me è bravo, buttiamolo dentro, vediamo come va. E questo ha fatto il Cagliari, che poi si sta rivelando per adesso una mossa vincente. Poi giustamente ci sarà ancora da fare tutto il campionato, ma per adesso, giustamente come dici tu, ci sono stati problemi, è vero, i problemi ce li hanno tutti, ce li ha la Juve, puoi immaginare se non ce li ha il Cagliari. Certo. Però è giusto che secondo me, ti ripeto, come ho detto prima, è stata una mossa coraggiosa, ma che secondo me il campionato italiano dovrebbe fare un po' più con tutti, non solo come ha fatto il Cagliari, perché ci sono tanti ragazzi che magari dicono, ah, è bravo, e poi dai, lo mandiamo in prestito in Serie C, ma provalo. Fai vedere come va e poi se non va bene a gennaio lo mandi. Diciamo che c'è un po' di restrizione in questo e secondo me è sbagliato, perché poi vai a, Vero. a- a- a incontrare, come parlavamo prima, di nazionali, e ci sono nazionali che hanno 2006, 2005, 2007 tutti dentro, e l'Italia invece diciamo che ha ancora il ciclo, tra virgolette, precedente. Assolutamente Assolutamente. sì. Werther, grazie Sì, davvero per essere no, stato con noi stamattina. È sempre un piacere poter no, chiacchierare con ringrazio te. io voi. Ci vediamo presto, dai, dal vivo, Sì, speriamo bene, perché insomma non ci assolutamente vediamo sì, dall'anno scorso, quindi è bisogna che vero, è vero. recuperiamo. È Un vero, abbraccio grazie forte ancora e e buona in bocca Ciao al giornata. lupo. Werther, Arrivederci. grazie Ciao 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 mille. ciao ciao Werther, Ciao 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 ciao. 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 Ciao ciao. Eccoci qua. Allora, ci mettiamo bene perché abbiamo già il prossimo ospite. Lo facciamo entrare perché è in audio. Vediamo. Mirko, ci senti? Sì, Luca, ciao, buongiorno a Eccoci, tutti. eccoci. Ciao Mirko, ben trovato. Nostro collega inviato di tutto Juve. Mirko, insomma, sabato ci sarà questa sfida all'Unipol Domus tra Cagliari e Juventus. Possiamo dire, ecco, stiamo parlando appunto di un debuttante come Pisacane, però possiamo dire che la Juventus con Spalletti ha trovato tutt'altro rendimento. 11 punti in, scusa, 24 punti in 11 partite. È comunque una Juventus che sta trovando gol anche in maniera corale. Non c'è il bomber, ma ci sono tanti giocatori, ben 16, che segnano, che danno continuità e che stanno facendo risalire la Juventus, Mirko. Sì, 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 assolutamente. Partirei da un estremo, ovvero abbiamo, come dici tu, un allenatore debuttante come Pisacane, ma abbiamo anche dall'altra parte uno degli allenatori più esperti come Luciano Spalletti, e sull'esperienza poi vi parlerò perché era una componente che mancava e manca a questa Juve ancora tuttora. Però abbiamo anche un allenatore che da quando è arrivato ha portato delle novità e ha soprattutto riavviato quello che era un livello mentale molto scarico, a cui si era trovato di fronte nel momento in cui è subentrato. Ecco, io
La Juventus oggi la stiamo apprezzando per il gioco, per gli ultimi risultati, anche comunque per quel tipo di cammino che sta facendo, ma il vero, secondo me, segreto del lavoro di Spalletti è stato comunque dare una tranquillità, è stato comunque dare un lavoro mentale importante ad una squadra che a un certo punto, non perché non avesse più talento, ma sembrava essersi un po' persa. E quindi quando hai un gruppo che secondo me ha 2 o 3 massimo giocatori di livello, non campioni ma giocatori di livello, potenziali giocatori di livello come Ildiz, ma tutto sommato è un gruppo talentuoso ma non eccelso, hai bisogno comunque di una guida come quella di Spalletti, esperta, che possa saperti dare e indirizzare. D'altronde l'abbiamo già visto anche nella gara d'andata, dove comunque la Juventus aveva già dato i primi segnali, e adesso li sta dando molto di più, di essere una squadra un po' più spallettiana. Che poi fa sorridere il fatto che si parla anche delle partite di andata. Il Cagliari ha sfidato la prima il Genoa, che ha sfidato un mese e mezzo fa, risfida la Juventus a pochissima distanza. Un tempo c'era all'andata, era cambiato, passavano mesi, ora i Messi rischia di sfidare la squadra nel giro di un mese e mezzo. Anche Milan-Como, per dire, si sfideranno a distanza di 2 o 3 settimane, quindi anche qui fa capire come il calcio cambia. E ti chiedo proprio su questo, quanto è importante il recupero di Bremer nella Juventus, perché è riniziato da dove aveva finito, come se non si fosse mai fermato. È stato molto importante perché comunque la Juventus anche lo scorso anno sembrava mancare nel reparto difensivo di una guida, di un giocatore dotato di grande carisma e che potesse dare poi quel tipo di input e quel tipo di segnale anche ai suoi compagni. Bremer lo apprezziamo tutti, è secondo me uno dei migliori difensori non soltanto in Italia ma anche in Europa, e soprattutto quel tipo di certezza che riesce a dare non la riesce a dare nessun altro difensore. Ecco perché il ritorno di Bremer è stato fondamentale. Si sprecano un po' le statistiche con lui, perché la Juventus da quando è rientrato non ha ancora perso, ha subito veramente pochi gol, eccetera eccetera. Quelle sono statistiche che secondo me gli devono essere date il giusto valore, no? Però quando parliamo del giocatore, del tipo di impatto che ha nei confronti della squadra e anche nei confronti degli avversari, parliamo sicuramente di uno dei top in Italia, di uno tra i top in Europa. E poi ti faccio anche una menzione sul discorso relativo a McKennie, perché comunque ne avevamo parlato anche con te l'altra volta, è un discorso che viene messo sempre in discussione ad agosto, però probabilmente mai come in questo momento sta diventando decisivo non solo sul campo ma anche a livello realizzativo, anche perché Spalletti gli ha trovato un po' un nuovo ruolo che lo porta sicuramente più vicino alla porta, quasi, non dico inaspettatamente perché comunque prima di arrivare alla Juve comunque a livello realizzativo qualcosa lo faceva, però nel periodo Juve non era così determinante. Nelle ultime settimane, comunque dal 1° novembre già 4 gol, insomma, è un McKennie pericoloso sotto porta. No, sicuramente. Poi io faccio sempre un discorso molto contestuale, cioè McKennie è arrivato alla Juventus nella stagione 2020-2021 e si sono susseguiti a Torino 5 allenatori diversi, no? Se questi 5 allenatori hanno deciso di metterlo titolare, di dargli continuamente fiducia, c'è una ragione, perché anche l'anno in cui McKennie andò in prestito al Leeds, ti parlo di gennaio di 2 anni fa, 3 anni fa ormai, e quello fu una decisione più presa dalla società che dall'allenatore, perché Massimiliano Allegri non si sarebbe mai e poi mai separato da Weston McKennie, tant'è che infatti il Milan risulta essere tra le squadre che hanno già chiesto informazione per lui, visto che ha il contratto in scadenza. Però parlando proprio calcisticamente, Weston McKennie è uno di quei giocatori che magari può non piacere perché non è il campionissimo. No, io penso poi anche alla platea torinese, che è un pochino molto, no, un po' snob a volte, però può non piacere perché magari non ha il fisico di Ronaldo, non ha la tecnica di Messi, però è quel giocatore che è sempre lì, è sempre tra i migliori, ci mette sempre l'anima, esce sempre con la maglia sudata a fine partita. Io l'ho visto tante volte dal vivo e non ho mai visto un Weston McKennie che si risparmiasse anche quando aveva dolore al ginocchio. Ha giocato con tante volte con le infiltrazioni, quindi io so benissimo che magari fronte Cagliari non importa di questo contratto in scadenza, però ecco, se la Juventus dovesse e deve rinnovare un giocatore, sicuramente quello è Weston McKennie. Infatti il nostro Traccada dice McKennie è il De Jong della Juve. È anche vero che a livello di ruolo forse solo il portiere non ha fatto, però in generale ha giocato qualsiasi tipo di ruolo con allenatori diversi e quindi è sicuramente un valore aggiunto. Discorso invece infortunati, Mirko,
con Seisao Gatti, dato che Vlahovic ovviamente non ci sarà, di questo posso dire che statisticamente siamo contenti da questo punto di vista, però con Seisao Gatti c'è la possibilità di recupero almeno come convocazione, oppure saranno sicuramente out? Allora, hanno svolto personalizzato entrambi fino all'altro ieri, perché poi ieri la Juventus ha goduto di una giornata di riposo. Stiamo attendendo un po' quello che è il report di oggi, dell'allenamento che la Juve sosterrà sia oggi che domani pre-Cagliari, e le informazioni che comunque ci filtrano ci dicono che su Conceição c'è una lente di ingrandimento piuttosto grande proprio per la convocazione, per capire se può farcelo o meno. Per Gatti il discorso può essere leggermente rinviato. Io penso eventualmente che Gatti possa essere un po' più recuperabile già dalla prossima settimana, dove la Juventus avrà la Champions League e poi avrà la partita contro il Napoli. Quindi credo che comunque a conti fatti, ecco, tra i due vedo un po' più Conceição, ma dobbiamo capire perché entrambi, almeno l'ultima volta che hanno fatto allenamento, lo hanno svolto personalizzato 2 giorni fa. Ok, ti chiedo l'ultima domanda per quanto mi riguarda sul discorso relativo alla sfida contro il Cagliari, ovvero è una Juventus che ha pareggiato con il Lecce, probabilmente, almeno da quel che anche ho letto, una delle migliori partite, paradossalmente non ha trovato la vittoria in una delle migliori partite, però poi nella sfida contro la Cremonese devastante dal punto di vista realizzativo, però un po' meno ficcante rispetto alla sfida contro il Lecce. La sfida contro il Cagliari, che tipo di partita può essere? C'è anche un discorso di turnover, visto che poi avrà comunque Benfica, Napoli e Monaco, mi pare, tra Champions e campionato. Sì, Quindi sì. presumibilmente può essere adattato un po' di turnover nella sfida contro il Cagliari, secondo te, Mirko? Potrebbe esserlo, sì, però sto vedendo, almeno per quanto ragiona Spalletti, che almeno nelle ultime settimane ha sempre dato comunque spazio e fiducia a 8-9 giocatori fissi, al di là degli infortuni a parte. Quindi se ci sarà un turnover sarà ragionato. Al momento però non ho conferme di quello che mi dici. Un turnover potrebbe esserci ad esempio in attacco, no? Comunque c'è stato tanto spazio nelle ultime settimane a David, ma non ci scordiamo che anche Openda è un giocatore su cui Spalletti può contare. Posso pensare ad esempio, no, a dei giocatori che stanno trovando meno spazio, però ad esempio João e Azic sono più in questo momento chiacchierati sul fronte mercato, sul fronte partenza che sul fronte campo. Premesso ciò, io ti dico che secondo me la Juventus comunque schiererà, almeno penso Spalletti, ma schiererà una formazione tipo. Non credo che farà un turnover troppo massivo. Penso poi che il Cagliari, anche a livello di caratteristiche, giocherà in maniera un po' più aperta rispetto a come si è chiuso il Lecce. Lecce tra l'altro ha dato fastidio anche all'Inter ieri sera, perché è stata una partita molto tirata anche quella tra Inter e Lecce, risolta comunque da una situazione, no, dove l'Inter stava attaccando ma non riusciva a far breccia nel muro salentino. La Juventus è stata sfortunata perché comunque, oltre ad aver giocato un buon calcio, ha fallito un calcio di rigore e negli ultimi minuti ha preso il palo con Kenan Yildiz. Ma quello poi in realtà credo che sia, molti tifosi lo considerano come 2 punti buttati. Quello in realtà fa parte del calcio. I punti buttati la Juventus nella fattispecie li ha gettati alle ortiche all'inizio campionato a Verona, penso, e le 2 partite tra Firenze e Torino, dove ha raccolto 2 punti in 2 situazioni dove poteva secondo me fare di più. Ti chiedo invece su Koop Meiners, nel senso che è ovvio che le aspettative erano sicuramente altre, però è anche vero che fondamentalmente probabilmente non si è mai adattato. Come ti spieghi un po' questa involuzione da parte di un giocatore che comunque le aspettative erano ben altre, è stato anche provato anche in ruoli diversi, però è ovvio che con allo stato attuale, da quel che posso presupporre, insomma, non c'è spazio per lui negli 11. Guarda, la parabola discendente di Koop Meiners mi ricorda molto quello che ha avuto Federico Bernardeschi, perché anche Bernardeschi arrivò alla Juventus con, a parte un valore importante da 40 milioni, ma arrivò alla Juventus come un giocatore già decisivo, come numero 10 della nazionale italiana Under 21 e con le stimate di far vedere cose importanti. E Koop Meiners arrivava da 2 anni, 2-3 anni all'Atalanta, in cui aveva brillato non soltanto dal punto di vista realizzativo ma anche dal punto di vista delle prestazioni. Cioè, ricordo bene come la dirigenza Juve rimase comunque stregata da quella Juve-Atalanta 2-2 in cui Koop Meiners
Meiners fece doppietta e tra l'altro giocò una partita strabiliante. Detto ciò, io credo, e vi citavo Bernardeschi per un motivo, credo che alla Juventus non conti soltanto il fattore talento, comunque non conti soltanto come sai giocare a calcio, ma conti molto il discorso personalità. Credo che con Meiners forse abbia pagato quello, ha pagato il continuo biglietto da visita di essere stato acquistato per 60 milioni e quindi arrivare con quello che doveva cambiare le sorti. Ha avuto molta fiducia perché Motta lo ha fatto giocare anche quando non stava bene, Tudor comunque gli ha dato spazio, Spalletti per farlo rinsavire dal punto di vista della mentalità lo ha fatto ripartire dalla difesa, quindi sta avendo le sue occasioni, però vi posso dire che non è più un giocatore centrale nella Juventus. Già si parla di qualche offerta che non c'è in questo momento per lui. Io credo che a giugno però le cose potrebbero cambiare e essere davanti più ad una chance di vederlo andare via che vederlo restare, insomma. Perfetto, in chiusura Mirko, una probabile 11 a 2 giorni dal match appunto dell'Unipol Domus da parte della Juventus, quale potrebbe essere? Difficile, Questa però il 4 modulo a lo 3, esatto, infatti. Ma il modulo lo stiamo intuendo che è il 4-2-3-1. Credo che Ok. questo, ovviamente già sperimentato e con buonissimi risultati, sia quello che vuole la Juventus in questo momento e che vuole Luciano Spalletti. Ma allora, io vedo sempre Di Gregorio, anche se magari lo metterei tra parentesi Perin, perché comunque una chance già poteva averla col Sassuolo e non l'ha avuta. Magari può essere questo il momento giusto per dargliela, quindi mettiamo Di Gregorio con tra parentesi Perin. Difesa io vedo scelte obbligate, perché comunque Kalulu, che non salta mai un minuto, lo vedo titolare, così come vedo titolare anche Kelly e Bremer. A sinistra dovrebbe esserci di nuovo Cambiaso. A centrocampo potrebbe rientrare con Meiners dall'inizio, magari a fianco di Locatelli. Potrebbe esserci un turno di riposo per Thuram. Non vedo novità sul fronte offensivo, perché anche se dovesse recuperare con Sessao non credo che partirà dall'inizio. Fronte offensivo io credo che in questo momento non si possa rinunciare a Ildiz, quindi largo sulla sinistra. Al centro Miretti, destra probabilmente ancora Mecchegno, magari può esserci anche una piccola chance dal primo minuto per Zegrova, e in attacco, come vi dicevo, un ballottaggio Davido Penda lo vedo, magari può far partire il belga, però in questo momento chi dà maggiori rassicurazioni a Spalletti, lo vediamo anche dal punto di vista realizzativo, è sicuramente il canadese David. Perfetto, perfetto. Mirko, grazie davvero per il focus sulla Juventus. Noi ci sentiamo ovviamente in privato per le ultime news e buon proseguimento di lavoro. È stato un piacere, ragazzi. Ciao, a presto. Ciao Buon Mirko, lavoro. Alla ciao prossima. ciao, ciao ciao. Eccoci qua, perfetto. Insomma, abbiamo visto un po' quali sono le ultime news in casa Juventus. Il discorso è con Sessao, perché lo ricordava The Snowman, dice con Sessao titolare, visto che con noi ci fa sempre male. Quindi, ma non dovrebbe essere massimo convocazione, ecco. Bene. Quindi, allora, io avevo, non so se tu ce l'hai, però io ce l'avevo prima. Aspetta che togliamo Che un cosa? po' di... Allora, Cosa c'hai? il post. Condividi schermo. Eccolo qua. Il post di Rog. Ecco, però si vede piccolo. Vediamo un po' se riesco ad aumentarlo. Ok. Perfetto. No. Eccolo. Bella. Bella questa maschera, Beh, allora, no, Allora. ferma tutto, che il video ce lo guardiamo alla fine, come Ok, andiamo, ok, come andiamo vado. via, quindi Vabbè, beh, ci sta. No, lascia Ci il sta. post però, lascia il post, ok, il video ce lo guardiamo dopo. E dicevo, leggevo appunto tanti che giustamente sono dispiaciuti dell'addio di Marco Rog. Assolutamente d'accordo, anche perché io c'ero i primi istanti rossoblù di Marco Rog a Peio, estate 2019, quando arrivò in macchina da Di Maro, poi Milano per le visite, poi di nuovo Milano-Peio per iniziare il ritiro, gli ultimi giorni di ritiro, tra l'altro col Cagliari, che quello fu un ritiro
purtroppo stavo cercando le foto, ma non le ho trovate a portata di mano. E fu il ritiro, forse uno dei ritiri più strani, un po' come quello di quest'anno, nel senso che comunque c'era una squadra che ha lavorato nelle prime 2 settimane e poi dopo dal mercato ad agosto sono arrivati probabilmente tutti i giocatori e tutti i nuovi acquisti. E anche lì fu così, ma Marco Rog fu il primo di tutta quella lista di giocatori, Rog, Nandez, Nainggolan, Simeone, Olsen, ad arrivare in Sardegna, ad arrivare a Cagliari, di arrivare proprio in ritiro. 2 giorni di ritiro. La prima cosa che mi ricordo è stata questa carnagione bianchissima. Questa è la foto proprio di quei giorni lì, no? Mi ricordo questa roba, cioè rispetto a giocatori che erano già abbronzati perché arrivavano dalle vacanze, dalle ferie, passate al mare, lui arrivò proprio bianco bianco. E ricordo anche la conferenza stampa di Marco Rog, vediamo se riusciamo a recuperarla, perché stavo cercando prima su Facebook, perché sicuramente all'epoca avevamo caricato le foto. Aspetta, Beh, all'epoca solo su 29, Facebook no. poteva essere, non su YouTube. Quindi, Sì, tendenzialmente. a meno che non si trovi, aspetta. Su YouTube all'epoca, però non so se quell'epoca non caricavano le conferenze. Aspetta un po', aspetta, che forse. Son fa, attenzione. Allora, il Rog nel centrocampo di Maran era Eccolo mostrato, sicuramente si è qua, ho voluto trovato mettere. il primo allenamento. Vai, Il primo allenamento. attenzione. Qua con il professor De Bellis, che era il preparatore dello staff di Maran, lo vedete questo qui, Sì, è con lui. la tira bianca e poi lui. Ricordo poi soprattutto la conferenza stampa di questo ragazzo super timido, veramente molto educato. Bello è tuttora, Comunque, assolutamente. no, quello senza dubbio, però dico, parliamo di un giocatore che comunque arrivava già da nazionale, Napoli, Giocatore insomma, fortissimo, sì, Champions League. Era uno che comunque aveva già mostrato, no? assolutamente. Il Che suo potenzialità. valore. Esatto, il suo valore. E quindi, insomma, questo sicuramente dimostra anche la sua bontà in qualche modo, dai, diciamo così. È stato molto sfortunato, 3 crociati è una roba veramente che, insomma, la mala sorte si Clamorosa. accanisce, però è un giocatore che Matteo Zizzo alla prima lo definiva uno dei più grandi what if della storia del Cagliari, ed effettivamente è così, perché era quel giocatore in grado di fare la differenza. Il primo Rog, cioè il Rog integro, insomma, una roba che effettivamente Impressionante. non si è forse neanche più avuto, ecco, quel tipo di giocatore lì a Cagliari. Quindi dispiace che sia finita così. Non era, secondo me, pensabile un finale diverso, perché comunque effettivamente, insomma, io l'ho visto anche lavorare quest'anno in ritiro e si vedeva la difficoltà, c'è poco da dire. Però, insomma, è bello comunque che tutti lo salutino con grande affetto, con grande trasporto, perché vuol dire che si è meritato appunto in questi anni tutto l'affetto della tifoseria del Cagliari e non soltanto. Sì, poi un giocatore che non ha mai fatto polemica su niente. Quindi già questo ti fa capire la caratura della persona. E comunque esce comunque con stile. Quindi dispiace perché, come hai detto bene tu, insomma, se non avesse avuto quegli infortuni, abbiamo avuto il miglior Rog. E faceva piacere vederlo giocare, ecco. Però, come hai giustamente ricordato, a livello fisico non dava più evidentemente delle garanzie. Ricordo che a Torino c'era anche la possibilità di entrare e c'erano dei tifosi croati
che erano andati a vedere Vlasic, trovarono Rog a fine partita va a salutare, probabilmente non li aveva mai visti, però questo fa capire anche la persona, comunque persone della tua nazione che sono lì a Torino non per te, ti riconoscono, ti salutano, e lui è andato proprio dentro la tribuna per andarli a salutare e abbracciare. Questo comunque ti fa capire anche il valore della persona, che è più importante del valore del giocatore, non dimentichiamolo mai. Va bene, ragazzi, allora chiudiamo, come dicevamo, con il video di saluto di Marco Rog ai tifosi del Cagliari. Ci rivediamo con Buongiorno 131 lunedì mattina alle 10. Commenteremo appunto la sfida di sabato sera tra Cagliari e Juventus e non soltanto. E nulla. Però restate sempre su 131 perché il mercato è vivo e attivo, quindi vi racconteremo tutte quelle che sono gli ultimi aggiornamenti sul Cagliari, sulla Torre, su tutto il calcio sardo, come nostra abitudine. Va bene? Assolutamente, ci vediamo, ecco, nota e servizio stasera alle 18 per Fanta 131, andremo un po' a ragionare su quello di cui abbiamo parlato a inizio diretta stamattina. Va bene? Molto bene. Adesso vada lei? Vado io. Vada lei. Asibiri. Ciao a tutti. Ora facciamo un gran casino. Ciao Cagliari, siamo ai saluti. E per me non è facile trovare le parole perché qui, dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di poter conoscere il popolo sardo, un popolo unico, che ringrazio anche perché nei momenti più duri, oltre che in quelli belli, mi ha sempre sostenuto. Insieme abbiamo pianto, gioito e condiviso emozioni che per sempre porterò nel cuore e che ci terranno uniti. Il primo periodo il più entusiasmante, da protagonista in campo, fino all'ultima goccia di sudore, sempre spinto dalla vostra passione. Poi, diciamoci la verità, molte cose non sono andate come avremmo voluto, ma ho sempre amato la maglia del Cagliari e per me è stato un onore indossarla sui campi d'Italia. Un sentimento vero, non scontato, dal quale sarò sempre grato e che ho provato in ogni momento a ricambiare e onorare attraverso gli unici modi che conosco: rispetto, impegno e professionalità. Chigarini a impostare il professore rossoblu, palla per Joao, Nainggolan esterno su Rog, Cagliari avanti, subito Marco Rog, il primo gol in maglia rossoblu. Forza Castello, sempre. Marco. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume,
Fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.